già questa mattina ma anche ieri almeno una ventina di telefonate di risparmiatori che, avendo aderito alla transazione, sono disperati di fronte alle notizie che stanno circolando. Speriamo che la cosa venga sistemata, ma se non lo fosse, chi ha incassato queste somme dovrà pagare le tasse in ragione di quella che è la sua posizione fiscale. Di certo posso affermare che l'aliquota minima che il contribuente può essere chiamato a pagare in questo caso non è inferiore al 25-26%. Il sottosegretario Barretta, abbiamo letto stamattina sul Gazzettino, dice faremo una legge. Va bene, facciano la legge che per noi va bene, però fanno la legge per salvare le banche dalla figuraccia barbina fatta anche in questo caso, ma allora allo stesso modo facciano anche la legge per consentire la detrazione fiscale delle perdite che abbiamo subito come risparmiatori e facciano la legge per restituire ciò che noi abbiamo versato come acconto d'imposta gli anni scorsi, quando molti risparmiatori hanno aderito alla possibilità di fare il versamento anticipato della plusvalenza.